Mezzanotte e 40, Cavallino Treporti, via Fausta, direzione Cassavio. Il tremendo impatto dell'auto, una BMW, contro il platano è stato udito a centinaia di metri di distanza. Alcuni residenti della zona sono intervenuti, ma purtroppo per Ilind Taki, conosciuto come Lindy, 21 anni, non c'è stato nulla da fare. Sono uscito e ho visto la macchina ormai accartocciata appena qua fuori sull'albero. Delle due persone a bordo? Le due persone a bordo, uno era privo di sensi, l'altro era già morto. Quello privo di sensi si è alzato dopo più o meno 10 minuti ed è uscito dalla macchina. Il 21enne, residente a Cassavio, era seduto al lato del guidatore, al volante un suo cugino di 24 anni. I due stavano tornando da Jesolo quando il cugino ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada finendo contro un platano, poco dopo la curva del cimitero di Cavallino. Lindy è morto sul colpo, mentre il cugino è stato trasferito all'ospedale di San Donà con ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del SUEM e i carabinieri di San Donà per constatare la morte del giovane e per effettuare i rilievi del caso. Ilind Taki, originario del Kosovo, si era trasferito in Italia alla ricerca di un futuro migliore, lasciando nel suo paese i genitori e due sorelle. Viveva a Cassavio con il fratello maggiore di 24 anni che lavora come collaboratore presso un barbiere locale. Lindy lavorava come giardiniere al camping Union Lido e come assistente ai parchi giochi del camping Marina di Venezia. Era un lavoratore serio e professionale che sosteneva la sua famiglia in Kosovo. L'incidente ha scosso profondamente la comunità e i numerosi amici e parenti di Lindy che ricordano il giovane con affetto e tristezza. Il nostro dispiacere come comunità per questa triste vicenda e anche le nostre condoglianze alla famiglia. Tutta la comunità si stringe attorno a queste persone. Un'altra giovane vita si è interrotta per colpa di un incidente stradale. Al di là degli accertamenti che ovviamente le forze di polizia e dell'ordine stanno seguendo e che chiariranno la dinamica, raccomando a tutti comunque di andare piano, proprio perché quando ci si mette alla guida di un autoveicolo il pericolo c'è sempre.